Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 28 aprile 2022. Senegal, aggiornamento Covid-19. Per poter entrare in Senegal è necessario un test negativo Covid-19 PCR effettuato non oltre le 72 ore prima della data di partenza, oppure un pass sanitario che attesti la conclusione del ciclo vaccinale almeno 14 giorni prima del viaggio. Sono validi solo vaccini riconosciuti dall'OMS. Per ulteriori informazioni e per consultare il testo delle circolari si rimanda al sito dell'Ambasciata d'Italia a Dakar. Uganda, aggiornamento Covid-19. Dal 27 aprile le autorità ugandesi hanno introdotto nuove regole per i passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Entebbe. A tutti i passeggeri in arrivo e in partenza che abbiano completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 non sarà richiesta la presentazione di un test PCR. A tutti i passeggeri che non abbiano completato il ciclo vaccinale sarà comunque richiesto un test PCR che attesti la negatività al Covid-19 eseguito non oltre le 72 ore prima dell'arrivo partenza nel paese. Vietnam. Il governo vietnamita ha rimosso le restrizioni all'ingresso del paese per tutte le categorie di viaggiatori, compresi i turisti. Parliamo di aggiornamento Covid-19. È stata quindi ripristinata l'esenzione dal visto dei soggiorni brevi fino a 15 giorni per i cittadini di alcuni paesi, tra cui l'Italia. È stata inoltre reintrodotta la possibilità di ottenere online un visto per turismo fino a 30 giorni e-visa tramite la piattaforma www.immigration.gov.vn. Per soggiorni più lunghi è necessario richiedere il visto presso ambasciate o consolati vietnamiti. Albania, aggiornamento Covid-19. Le persone in ingresso e in transito in Albania, ad eccezione dei minori fino a 6 anni di età, dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti: passaporto vaccinale, dal quale risulti che la data del completamento della vaccinazione sia almeno 2 settimane prima della data di ingresso in Albania, oppure test PCR effettuato entro 72 ore o test rapido antigenico effettuato entro 48 ore dall'ingresso in Albania, oppure ancora certificato di guarigione attestante l'avvenuto superamento dell'infezione da SARS-CoV-2 rilasciato non oltre i 6 mesi precedenti l'ingresso in Albania. A partire dal 1 maggio 2022 invece sarà possibile entrare in Albania liberamente, senza più obbligo di Green Pass, passaporto vaccinale, certificato di guarigione o test PCR o antigenico. Argentina. La normativa argentina è soggetta a cambiamenti in funzione del quadro epidemiologico globale. Per questo motivo è essenziale mantenersi aggiornati sugli sviluppi e sulle misure adottate anche attraverso i canali di comunicazione pubblica delle autorità argentine. Vedi in modo particolare il sito del Ministero degli Interni argentino all'indirizzo www.argentina.gov.ar e il sito del Ministero della Sanità argentino al link www.argentina.gov.ar/salud/coronavirus-covid-19 #_blank. Informarsi presso i consolati argentini all'estero nonché presso le compagnie aeree. Perù. Continuano su tutto il territorio del Perù scontri, scioperi e proteste improvvise dai tratti talvolta violenti contro malgoverno e carovita. Dal 7 aprile 2022 è stato peraltro imposto lo stato di emergenza su tutta la rete viaria nazionale. Lo stato di emergenza sanitaria nazionale per pandemia Covid-19 è stato invece prorogato fino al prossimo 31 maggio 2022. Si raccomanda ai connazionali di evitare ogni forma di assembramento, di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali, di mantenersi informati sui media e di osservare la massima prudenza. In caso di emergenza, contattare l'Ambasciata d'Italia al numero 0051 9972 32073, numero telefonico attivo 24 ore su 24. In considerazione delle circostanze attuali, si consiglia di recarsi in Perù solo per comprovata necessità ed emergenza. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare sicuri e informati. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero giovedì 28 aprile, e sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati.